Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto che troviamo al numero 1 del libretto dei canti. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. C'era un uomo della tribù di Beniamino chiamato Chis, figlio di Abel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio di Afiaca, un beniaminita, uomo di valore. Costui aveva un figlio chiamato Saul, prestante e bello. Non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti, superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo. Ora le asine di Chis, padre di Saul, si smarrirono e Chis disse a Saul: «Su, prendi con te uno dei domestici e parti subito in cerca delle asine». Attraversarono le montagne di Efraim, passarono al territorio di Sarisà, ma non trovarono. Si recarono allora nel territorio di Saalim, ma non c'erano. Poi percorsero il territorio di Beniamino e non le trovarono. Quando Samuele vide Saul, il Signore gli confermò:
Ecco l'uomo di cui ti ho parlato, costui reggerà il mio popolo. Saul si accostò a Samuele in mezzo alla porta e gli chiese: indicami per favore la casa del veggente. Samuele rispose a Saul: sono io il veggente, precedimi su all'altura. Oggi voi due mangerete con me. Ti congederò domani mattina e ti darò indicazioni su tutto ciò che hai in mente. Di buon mattino, al sorger dell'aurora, Samuele prese l'ampolla dell'olio e la versò sulla testa di Saul. Parola di Dio. Grande è il Signore nella sua potenza. Signore, il re gioisce della tua potenza. Quanto esulta per la tua vittoria. Hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai respinto la richiesta delle sue labbra. Gli vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona di oro puro. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno per sempre. Grande è la sua gloria per la tua vittoria. Lo ricopri di maestà e di onore, poiché gli accordi benedizioni per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. In tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ecco la buona notizia per noi oggi. Gesù viene per i peccatori, per i malati, per coloro che non ce la fanno. Ognuno di noi oggi desidera affidarsi alla grazia del Signore nonostante i propri peccati. Come Matteo, Gesù non guarda al passato, alla condizione sociale, alle esteriorità,
ma apre una strada nuova, un futuro nuovo per tutti coloro che desiderano incontrarlo. E allora la condizione essenziale è quella di riconoscersi peccatori e bisognosi del perdono del Signore. Papa Luciano, in una breve catechesi, disse queste parole che rimasero scolpite in molti di noi. Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà, ancora di più è madre. Vuole farci del bene a tutti. I figlioli, se per caso sono malati, hanno un titolo in più per essere amati dalla mamma. E anche noi, se per caso siamo malati di cattiveria e fuori strada, abbiamo un titolo in più per essere amati dal Signore. Concludo con una preghiera del Beato Giovanni Paolo I. Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu desideri e come anch'io desidero. Amen. Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in cambio donaci te stesso. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti sia gradita, o Signore, l'offerta del tuo popolo. Santifichi la nostra vita e ottenga ciò che con fiducia ti chiediamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi,
con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. E la vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, in particolare di Giovanni, Cesarina, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Canto di comunione al numero 159. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci nutri con i Tuoi sacramenti, donaci di servirti degnamente con una vita santa, per Cristo nostro Signore. O Dio, Tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, hai lietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Ti incoronano 12 stelle, ai tuoi piedi hai l'ali del vento, e la luna si curva d'argento, il tuo manto ha il colore del cielo. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. E a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Il Signore vi doni pace e ogni altro bene. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.
Spirito Santo.